Allora, intanto ben ritrovati. In ogni caso rispetto alla prima manifestazione c'è il sole, mi sembra anche questo un risultato positivo visto l'acqua che abbiamo preso l'altra volta quando abbiamo fatto la manifestazione. Ma guardate, io oggi ci tenevo ad essere qui anche per darvi alcune informazioni che spero siano utili anche ovviamente per tutti e quattro gli stabilimenti, e quindi permettetemi di portare il mio saluto anche agli amici di Susegana e anche alle autorità di Susegana, perché credo che sia importante mantenere la nostra, insomma, quella che è stata la forza della nostra manifestazione fin dall'inizio e anche di tutte le parole che abbiamo utilizzato in questi mesi, cioè il fatto che quando si parla di Electrolux si deve parlare di tutti e quattro gli stabilimenti e di tutte e quattro le regioni. Questo è importante perché purtroppo abbiamo le cicatrici dei casi in cui ci hanno costretto a fare una battaglia tra territori, tra chi salvare e chi buttare a mare. Credo che questo proprio non ce lo possiamo permettere, non ce lo dobbiamo permettere come paese e come italiani. E quindi su questo credo che Electrolux sia stato anche la bella fotografia di un paese che non molla in nessuno dei suoi territori, e quindi questo è importante. Allora, voi sapete che proprio in queste ore c'è stato il primo incontro, il primo tavolo tra i nuovi ministri del lavoro Poletti e ministri dello sviluppo economico Guidi con l'azienda. Un fatto importante che mi è stato ribadito anche dal Ministero: il primo punto che è stato messo come punto assolutamente ineludibile, assolutamente non rinunciabile, è che appunto qualunque piano industriale riguardi Electrolux deve riguardare tutti e quattro gli stabilimenti. Quindi ancora una volta respinta la prima proposta dell'azienda che, come ricorderete, conteneva delle indicazioni per 3 dei 4 stabilimenti e nulla per quanto riguarda lo stabilimento di Porcia dove siamo oggi. Quindi questo è il primo punto che è stato assolutamente ribadito e messo al centro dell'inizio della trattativa. Seconda cosa, siccome voi ricorderete, perché questa vicenda ahimè ha una storia già parecchio scritta, voi ricorderete che ci sono delle proposte sul tavolo. C'è un piano industriale che è stato presentato dall'azienda, ci sono delle proposte fatte dalle istituzioni, la regione, ci sono delle proposte fatte dalle parti sociali, anche dalle categorie economiche, vi ricorderete anche il progetto di un'industria, e ci sono delle proposte che erano già state in qualche modo avanzate dal governo prima del cambio, diciamo così, dell'attuale governo. Allora, proprio perché ci sono già delle indicazioni che possono e debbono adesso essere concretizzate, fra 2 settimane verrà convocato il tavolo di Electrolux a Roma, quel tavolo che era già stato convocato con le istituzioni, le rappresentanze sindacali, eccetera. In queste 2 settimane, prima di arrivare a quel tavolo però, ci saranno una serie di tavoli informali che vengono fatti nei ministeri a Roma proprio per concretizzare le varie proposte che stanno sul tavolo. Cito alcune di quelle che sapete: c'è la questione della decontribuzione dei contratti di solidarietà, c'è la questione delle proposte che erano state fatte dalla Regione per quanto riguardava il piano di sviluppo regionale, quindi la contribuzione sui contratti di solidarietà, piuttosto che le altre iniziative riguardanti le proposte di innovazione del processo lavorativo, eccetera, anche perché, se ricordo, tanto per ricordare il caso di Porcia, una delle proposte dell'azienda è quella di trasferire qui un prodotto, quello di alta gamma, che comunque presuppone una serie di iniziative. Ultimo punto, non meno importante di quelli che ho detto finora: perché questi tavoli che vengono fatti per arrivare a quel tavolo fra 2 settimane? Perché una cosa deve essere chiara, ed è stata ribadita anche all'azienda: non siamo qui per trattare, per tirar fuori un po' di soldi e tranquillizzarci per un paio d'anni e poi ritrovarci qui alle stesse condizioni dopo però aver drenato soldi pubblici. Questo lo dico perché se questo è diventato un caso nazionale è perché deve essere un caso nazionale non soltanto per come è stato trattato all'inizio, provocazione o non provocazione, cioè il fatto di un paese non competitivo, quindi bisogna tagliare il costo dei salari, eccetera, eccetera. Deve essere un caso nazionale anche per come finisce, cioè deve essere un caso nazionale anche nella capacità che deve avere questo governo, che deve avere le istituzioni, le parti sociali, le categorie economiche, a dare una soluzione che sia una soluzione strategica,
per stabilimenti che devono continuare a produrre non soltanto per qualche anno di cassa integrazione, piuttosto che di contratti di solidarietà, piuttosto che di contentino, e permettetemi di dire, è tutta roba che finirebbe anche sulla fiscalità generale, quindi la pagate voi, la pagano tutti i vostri familiari, la pagano tutti i cittadini italiani, quindi forse non è il caso. Quindi è arrivato il momento che si facciano delle proposte serie e durature, che quando si dice piano industriale sia realmente un piano industriale a 360 gradi. Siamo consapevoli, perché li fate da tempo i sacrifici, quindi non è che vengono a parlare a persone che non sanno che significa sacrificarsi quotidianamente pur di mantenere il posto di lavoro. E noi anche come Regione abbiamo detto che in questa logica anche le istituzioni sono pronte a dare una mano, a supportare e a fare quello che è necessario, ma non vogliamo dare soldi pubblici a chi già pensa di andarsene via da un po' di tempo. Questo, guardate, è una cosa che non deve valere soltanto per Electrolux, è una cosa che deve valere in generale, perché noi dobbiamo iniziare a fare seriamente dei piani strategici, consapevoli che non tutto ce lo porteremo dietro, perché sappiamo che questa crisi ha cambiato il volto del sistema produttivo di questa regione e di questo paese, ne siamo consapevoli, voi ne siete consapevoli prima di tutti gli altri, perché lo vivete quotidianamente. Ma preso atto di questo, bisogna costruire delle prospettive strategiche nuove. Prima domanda a cui il governo deve rispondere: è o non è strategico il settore dell'elettrodomestico? Perché se lo è, allora intanto prende il patentino di strategicità, e se lo è, si fa un piano industriale serio che permetta di avere una produzione che si mantiene qui e che non dobbiamo giocarci a palla ogni volta con lo Stato vicino o più lontano che fa pagare un po' di meno, magari il costo del lavoro, magari la ricerca, magari l'innovazione. Altrimenti questa guerra oggi la chiudiamo come una battaglia, domani riparte, no? Perché è evidente che siamo costretti, insomma, da questo. Quindi piano strategico, funzionale, che ci permetta di avere una prospettiva di qualche anno in modo da impostare anche il sistema manifatturiero della regione. Questo è, come dire, l'impegno che ci siamo assunti, e questo è quello che chiediamo al governo e all'azienda. Ripeto, perché se è un caso nazionale, deve essere un caso nazionale fino in fondo, cioè anche in quelle che saranno le soluzioni, perché altrimenti di continuare a fare i notai, per tirare fuori i soldi, per i contratti di solidarietà, per le casse integrazioni e poi per i tirocini formativi, e poi insomma voi siete diventati esperti, avrete master ormai universitari su formazione, tirocini, robe, però siamo sempre qua a fare le manifestazioni con le bandiere e a raccontarci che le cose non vanno, quindi bisogna cambiare e cambiare radicalmente. Noi siamo pronti al cambiamento, adesso abbiamo bisogno però anche di istituzioni che siano pronte anche loro a quel cambiamento profondo che ci serve per star meglio, non tanto noi, soprattutto quelli che vengono dopo di noi, se vogliamo dare un futuro anche ai nostri figli e ai nostri nipoti. Io non ho figli, ma penso che sia... Quindi io vorrei, questo guardate è un mio pensiero, ve lo do solo come contributo finale, non voglio assolutamente, come dire, né strumentalizzare né niente. Io vorrei davvero che oggi, da questa bella manifestazione colorata, poi fai un ripassino in geografia che mi sa che questo diciamo, no? Se mi permettete un tirocinio di formazione geografica glielo facciamo fare. Ecco. Può essere un'idea, sì. Può essere un'idea? Ecco. Adesso io vorrei davvero che da questa manifestazione colorata, numerosa, solidale, perché qui ci siamo davvero tutti e abbiamo tutti, diciamo, consapevolezza che stiamo facendo insieme questo percorso, ci sia davvero, come dire, speranza, perché noi davvero speriamo di riuscire a risolvere le cose, speriamo di poter impostare quella che è adesso una situazione di difficoltà come un'opportunità per star meglio, ma star meglio davvero, davvero. Cioè qui bisogna avere delle aziende che tornino ad essere produttive e competitive. Un pezzo di competitività dipende da noi, un altro pezzo importante dipende da loro, ma soprattutto io vorrei che da noi venissero, e siamo pronti a fare tutti gli sforzi possibili, imprese che inizino ad avere anche una coscienza sociale e una responsabilità sociale. Quando vengono qua devono essere consapevoli che sono un pezzo della nostra comunità. Noi siamo pronti a dare tanto alla nostra comunità, ma vorremmo anche
che aziende come questa iniziassero davvero a rimanere sul territorio non soltanto per la storia, non soltanto e non solo per la storia di questo stabilimento, ma per il futuro di questo stabilimento. Quindi io davvero spero che questo sia il messaggio che arriva oggi, che lo capiscano bene anche a Roma e che sia la base per una trattativa che ci porti ad una conclusione positiva e che ci dia speranza per tanti anni. Grazie. Non mi dà la cosa. Devo far pensare.